Ciao ragazzi, bentornati. Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, quindi mettetevi comodi, perché le ultime notizie in casa Napoli sono davvero bollenti. Parleremo di mercato, con un possibile nuovo talento georgiano nel mirino del club, delle ultimissime sulla partita contro l'Udinese, dove Antonio Conte deve sciogliere ancora qualche dubbio sulla formazione, e di una notizia bomba su Kvaratskhelia, che sta facendo discutere tutti i tifosi. E poi occhio ai rinnovi, perché il Napoli si sta muovendo per blindare alcuni giocatori chiave. Quindi non perdiamo tempo e partiamo subito con tutte le novità del giorno. Tifosi azzurri, bentornati al nostro appuntamento quotidiano. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi, tra mercato, strategie e la prossima partita del Napoli. Ma ragazzi, prima dobbiamo affrontare questa bomba su Kvaratskhelia, perché qua, più che di cessioni, sembra di parlare di tradimenti veri e propri. Il ricatto di Kvara, la verità viene a galla. E mo viene fuori che il nostro Kvaratskhelia e il suo entourage avrebbero praticamente costretto il Napoli a venderlo. Il DS Giovanni Manna ieri ha parlato chiaro. Abbiamo provato a sanare una situazione complessa, ma siamo stati quasi ricattati. Kvaratskhelia non voleva restare a Napoli. Ragazzi, il PSG lo stava corteggiando da maggio scorso. 6 mesi di tira e molla, 6 mesi in cui la società ha provato a blindarlo. E invece niente, lui voleva solo Parigi. E attenzione, perché Repubblica oggi ha pure tirato fuori l'articolo 17, che in parole povere significa: se un giocatore si mette di traverso, può forzare la cessione a un prezzo inferiore al valore di mercato. E qua la domanda viene spontanea. Non è che Kvara ha fatto leva su questa regola per spingere il Napoli a venderlo prima? A sto punto, ragazzi, diventa difficile difendere Kvara. Uno che fino a poco tempo fa diceva di amare la città, che voleva diventare una bandiera, che i tifosi erano speciali, e poi, appena arriva il PSG, cambia tutto? La maglia si rispetta, la città si onora. Adesso però basta piangersi addosso. Napoli viene prima di tutto e di tutti. Se Kvara voleva andare, che se ne vada. Ma noi guardiamo avanti. Ragazzi, parliamo ora del nuovo acquisto del Napoli. Okafor, cosa gli succede? Importanti novità arrivano da Castelvolturno. Arrivano aggiornamenti freschi su di lui. Vediamo cosa sta succedendo. Okafor è stato il colpo last minute del mercato azzurro, arrivato praticamente sul gong per rimpiazzare, almeno numericamente, la partenza di Kvaratskhelia. Per settimane il Napoli ha provato a piazzare un grande colpo, con nomi come Garnacio e Adeyemi sul taccuino, ma alla fine la dirigenza ha puntato su un profilo già pronto per la Serie A. Il problema? Il ragazzo ha bisogno di tempo per entrare in condizione e dare il suo contributo alla causa. A Castelvolturno si lavora sodo per metterlo in forma il prima possibile. Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha raccontato che il giocatore si è già presentato allo staff tecnico e ha iniziato un programma di lavoro specifico, compreso un regime alimentare studiato nei minimi dettagli. Insomma, niente è lasciato al caso. Okafor deve farsi trovare pronto perché il Napoli non può permettersi di aspettare troppo. Conte, nel frattempo, sta valutando il da farsi in vista della sfida contro l'Udinese. Il pareggio con la Roma ha lasciato un po' di amaro in bocca e la squadra deve tornare a vincere per restare agganciata alle prime posizioni. L'allenatore vuole risposte dai suoi e in attesa che Okafor sia al top, toccherà a Lukaku, Politano e Neres trascinare l'attacco azzurro. Secondo voi quanto tempo servirà a Okafor per entrare in forma e dare il suo contributo? Pensate che possa essere una mossa giusta per il Napoli o serviva un altro tipo di giocatore? Ragazzi, ci sono ancora dubbi su Alessandro Buongiorno in vista della sfida contro l'Udinese. Il difensore ha finalmente recuperato dall'infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori quasi 2 mesi, ma resta da capire se Conte deciderà di schierarlo dal primo minuto domenica. Buongiorno era già tornato tra i convocati contro la Roma, ma senza mettere piede in campo. Lo staff medico e Conte hanno preferito non rischiarlo, anche perché il problema alla schiena si è rivelato più insidioso del previsto. Inizialmente si pensava potesse rientrare tra Atalanta e Juventus, ma alla fine è stato deciso di aspettare. Ora però, con un calendario così fitto, il Napoli ha bisogno di lui al meglio della condizione. Non ci sono dubbi sulla sua convocazione contro l'Udinese, ma il vero punto interrogativo è se sarà titolare. Il ballottaggio con Juan Jesus è apertissimo. Il brasiliano ha fatto il suo e sta vivendo un buon momento, ma con Lazio, Como e Inter alle porte, Conte sa bene che la gestione delle energie sarà fondamentale. Se Buongiorno dovesse essere al 100%, potrebbe partire titolare già domenica. Altrimenti la scelta più prudente sarebbe farlo entrare a gara in corso
per fargli riprendere gradualmente il ritmo partita. Le prossime ore saranno decisive per capire le intenzioni di Conte, ma la sensazione è che il tecnico voglia andarci cauto. Nel frattempo il Napoli si prepara a una partita da vincere a tutti i costi. Antonio Conte dovrà prendere decisioni importanti, soprattutto in difesa. Il rientro di Buongiorno è una grande notizia, ma inserirlo subito potrebbe essere un rischio. L'allenamento congiunto con il Giuliano ha dato segnali positivi. Il difensore ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando di essere sulla via del pieno recupero. Tuttavia, Juan Jesus sta offrendo prestazioni solide e cambiare ora potrebbe rompere un equilibrio già consolidato. Conte deve decidere se lanciare subito Buongiorno, su cui il club ha investito molto e che dovrà diventare un pilastro della difesa, oppure affidarsi ancora a Juan Jesus, che sta garantendo stabilità alla squadra. A centrocampo, salvo sorprese, dovrebbe esserci continuità con Lobotka in regia, affiancato da Anguissa e McTominay. Davanti poche incertezze. Romelu Lukaku sarà il punto di riferimento dell'attacco, supportato da Politano e Neres sugli esterni. L'obiettivo è rendere il reparto offensivo più incisivo e ritrovare quella concretezza sotto porta che a volte è mancata. Ora tocca a voi. Meglio rilanciare subito Buongiorno o aspettare ancora un po'. E veniamo ora al tema del calciomercato, una notizia di cui si è parlato molto nelle ultime ore. Qual è la verità? Dopo Kvaratskhelia, un altro talento georgiano nel mirino del Napoli. Ragazzi, il legame tra il Napoli e la Georgia potrebbe non interrompersi con l'addio di Kvaratskhelia. Dopo l'arrivo di Kvicha, che ha fatto innamorare la piazza azzurra prima di partire per il Paris Saint-Germain, spunta un altro talento georgiano che potrebbe finire nel mirino del club partenopeo. Secondo quanto riportato dal portale Georgiano Gazzetta, il Napoli starebbe seguendo con attenzione Giorgi Kochorashvili, centrocampista classe 1999, attualmente in forza al Levante, un giocatore che sta attirando l'interesse di diversi club europei grazie alle sue qualità tecniche e alla sua duttilità in mezzo al campo. Chi è il nuovo obiettivo azzurro? Giorgi Kochorashvili, centrocampista centrale, nato in Georgia, classe 1999, attualmente in forza al Levante, valutazione intorno ai 10 milioni di euro, contratto in scadenza nel 2027, un centrocampista con ottima visione di gioco, dinamismo e capacità di inserimento. Un profilo che potrebbe fare al caso del Napoli di Antonio Conte, sempre alla ricerca di rinforzi per dare maggiore equilibrio alla squadra. Al momento non si parla ancora di una trattativa concreta, ma l'interesse è reale. L'agente del giocatore ha avuto contatti con il Napoli, ma attenzione alla concorrenza. Anche Valencia e Sporting Lisbona sono sulle sue tracce, con i portoghesi che sembrano in vantaggio. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un altro talento georgiano in maglia azzurra? Oppure servirebbe un profilo con più esperienza internazionale? E infine, ma sempre in tema di trattative, importanti novità sui rinnovi contrattuali dei giocatori del Napoli. 3 rinnovi in arrivo, ecco chi prolunga e i dettagli degli accordi. Ragazzi, dopo un mercato che ha lasciato parecchi dubbi, arriva una buona notizia per il futuro del Napoli. La società si sta muovendo per blindare alcuni giocatori chiave con il rinnovo del contratto. Dopo troppi errori di gestione, come il caso Kvaratskhelia, finito quasi in un braccio di ferro, questa volta si vuole chiudere tutto in fretta. Partiamo dalla porta. Alex Meret è in scadenza a giugno e tecnicamente potrebbe già accordarsi con un altro club. Ma niente paura. Il Napoli e il suo agente, Federico Pastorello, sono già in contatto e le parti non sono lontane. L'idea è di prolungare almeno per un altro anno, garantendo stabilità tra i pali e chiudendo subito ogni rischio di perderlo a zero. Un altro che resterà in azzurro è Matias Olivera. Il terzino uruguaiano, sempre più una garanzia sulla fascia, ha già trovato l'accordo con il club. Il rinnovo sarà di 2 o 3 stagioni, con un adeguamento economico per premiare il suo rendimento. Per Zambo Anguissa, invece, il discorso è più ampio. Il suo contratto attuale scade nel 2025, ma c'è un'opzione automatica fino al 2027, che il Napoli eserciterà sicuramente. Tuttavia, l'idea è di blindarlo ancor più a lungo, magari fino al 2025, con un ritocco importante dell'ingaggio. Dopo gli addii traumatici degli ultimi anni, la società sta cercando di evitare nuovi casi spinosi e garantire continuità alla rosa. Ora la palla passa a Giovanni Manna, che dovrà chiudere queste operazioni nel più breve tempo possibile. Voi che ne pensate? Giusto rinnovare tutti o c'è qualcuno che avreste lasciato andare?
Grazie per la vostra attenzione ai tifosi azzurri e a presto con maggiori informazioni su tutto ciò che accade in casa Napoli. Forza Napoli, sempre e tutto per lei.